Bene, 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 bene. Arturo, un campione nello sport, ma soprattutto nella vita. Sì, diciamo che lo sport è una metafora della vita, quindi le difficoltà che riusciamo a incontrare e renderle possibilità, là riesce a capire il senso vero dello sport, della vita e trovarsi di fronte al dolore non è mai facile, ma se riusciamo ad accoglierlo cambia tutto, cambia la prospettiva che abbiamo e riusciamo a ottenere qualsiasi cosa, i nostri sogni impossibili in realtà diventano possibili. Hai citato più volte la parola scelta. Sì, la scelta è tutto, ci troviamo ogni giorno a fare delle scelte e i miei genitori sono stati, tra virgolette, costretti a fare una scelta, a dire sì alla mia vita e di conseguenza mi hanno insegnato anche a me a fare delle scelte. Scegliere di dire sì significa scegliere di vivere una vita al pieno delle proprie potenzialità e sto cercando di farlo, ma non si smette mai di imparare e di dire sì. Hai detto tanto convinto che niente è impossibile che ci hai convinto tutti. No, lo posso dire perché diciamo nella quotidianità incontro persone, ma capita anche a me di soffermarsi sempre su quello che ci manca, sempre su cose banali. In realtà non ci rendiamo conto di quante possibilità abbiamo, di quanta grandezza abbiamo dentro di noi. Io glielo dico sempre ai ragazzi scherzando, in romano, ma se io senza una gamba ce l'ho fatta a giocare a pallone, perché tu non ce la puoi fare? E quindi questo è il messaggio. Ce la possiamo fare tutti, nonostante le difficoltà. La persona che abbiamo davanti è il nostro riflesso? Esattamente, la persona che abbiamo davanti è il nostro riflesso, quindi se noi vediamo in noi del positivo, le persone vedranno del positivo, se noi siamo negativi, le persone vedranno del negativo.